La segnalazione pare sia arrivata da più parti ai carabinieri di Castelfranco, chi dal treno in corsa, chi dai binari in attesa, ma tutti a denunciare l'ennesimo atto sconsiderato del sabato sera in stazione. Tre giovanissimi di origini straniere, non avendo altro da fare, hanno iniziato a lanciare i sassi contro i treni in corsa. Che fossero passeggeri o merci poco importava, la gara pare fosse a chi centrava più volte il convoglio. Per fortuna nessun finestrino è stato centrato, né i sassi rimbalzando hanno creato danni a cose o persone. Immediato l'intervento di una pattuglia che li ha identificati dalle telecamere di videosorveglianza, bloccandoli mentre erano ancora all'interno della stazione. Si tratta di due minorenni di 16 e 17 anni e di un ventenne che tra l'altro aveva ricevuto un foglio di via dalla Castellana. Portati in caserma, dalle tasche sono saltati fuori anche alcuni piccoli involucri con grammi di hashish. Per loro immediata la denuncia e la riconsegna alle famiglie, anche se, almeno secondo il sindaco Stefano Marcon, questo servirà a ben poco. Perché via via nel tempo, con le norme che si sono succedute, oggi consegniamo alle generazioni questo non sentimento di giustizia, non c'è, non lo si coglie. Debbono in qualche modo non essere associati ad altri, debbono essere puniti con la severità che serve, con una pena certa che consenta a questi di non commettere un atto oggi e di farne un altro domani. I sassi lanciati ai treni in corsa, ci raccontano alcuni addetti della stazione, sarebbero solo l'ultima moda a Castelfranco, tra i giovanissimi in cerca di stimoli per ingannare la noia, che almeno tra le pensiline e l'esterno si rinnovano in tristi spettacoli praticamente tutti i sabato sera. Bisogna trovare un sistema per far capire a questi ragazzi che cosa significa avere rispetto per se stessi in primis e per gli altri. Magari tornasse la naia, secondo me quando la mia generazione ha fatto il militare certe cose le ha evitate.